Percosse e maltrattamenti rivolti ai piccoli ospiti dell'asilo nido. Con questa accusa è finita ai domiciliari una delle titolari di un asilo nido privato del territorio di Cornedo Vicentino. L'indagine condotta dai carabinieri di Vicenza e coordinata dalla procura berica è nata a seguito di alcune segnalazioni che denunciavano comportamenti violenti. I militari, dopo aver raccolto elementi necessari per accertare che l'indagata in alcune circostanze avrebbe messo in atto condotte maltrattanti consistite in percosse ai piccoli ospiti, in seguito a nuovi episodi sono intervenuti nella struttura, arrestando la donna in flagranza differita per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso. La donna è ora ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida e sono in corso ulteriori accertamenti per la ricostruzione esatta dei fatti. Intanto a farsi portavoce dell'incredulità della comunità è il primo cittadino. Come persona, come padre e come rappresentante di questa comunità non posso che essere sgomento ed esterrefatto, soprattutto perché si vanno a toccare i bambini che non debbono essere toccati né con violenze fisiche né tantomeno con violenze psicologiche. Io mi auguro che la magistratura faccia al più presto e velocemente chiarezza, perché se queste accuse dovessero essere confermate è di una gravità inaudita.